Buonasera amici di Rugby House, ufficialmente la regular season è chiusa e siamo nel momento dei playoff. La primavera rosso-blu, di certo siamo reduci da una brutta sconfitta a Padova col Petrarca, ma adesso parliamo di un nuovo capitolo, le semifinali. Indovinate con chi? Calvisano. Ne parleremo oggi con i nostri ospiti, siamo in trasferta a SM7, come ogni anno veniamo a trovare uno dei partner più importanti della FMCZ Rugby Rovigo Detto, qui rappresentate dalla presidente Cristina Folchini. Presidente, buonasera, benvenuta. Buonasera, grazie. E a fianco della presidente Folchini abbiamo il capitano della FMCZ Rugby Rovigo Delta, Matteo Ferro. Ciao Matteo. Ciao Andrea, buonasera a tutti. Allora, Presidente, intanto qua c'è un caldo incredibile in questi giorni, noi non vorremmo essere al posto dei ragazzi domenica. Decisamente no, non vorremmo, però sappiamo che saranno bravissimi, comunque sia, soffriranno un po' ma poi ce la faranno. Ecco, un grande evento domenica alle 17, ricordate, quindi fra 3 giorni 17, Stadio Mario Battaglini, semifinale con Calvisano, tra l'altro SM7 Day, per cui insomma un festeggiamento, una celebrazione che ancora celebra questo supporto da parte di questo brand della FMCZ Rugby Rovigo Delta. È un supporto che sapete essere costante nel tempo e da anni che SM7 contribuisce a sostenere la Rugby Rovigo Delta, che è una squadra importantissima ma è un grandissimo valore per il nostro territorio. È un impegno quindi che è diciamo doveroso e sicuramente decisamente di rilievo, di importanza per tutti noi e anche che qualifica certamente la nostra attività e i nostri utenti, i nostri clienti, insomma, perché sono sicuramente orgogliosi di quello che noi facciamo. Ecco, tra l'altro Matteo Ferro era anche stato testimone di una campagna, no? L'anno scorso? Sì, l'anno scorso insieme ad altri sportivi facenti parte di altre squadre che sosteniamo e collaboriamo con loro, hanno aiutato e costruito una campagna pubblicitaria molto bella, molto giovane per SM7 per una particolare insomma, promozione che era stata fatta e che si chiamava Energia per lo Sport. Ecco Matteo, allora tralasciamo la tua veste di testimonial e mettiamo meglio parlare di rugby. quello del capitano. Abbiamo detto in premessa insomma questa sconfitta a Padova col Petrarca, una sconfitta netta, forse la più brutta insieme a quella con il San Donà, anche perché sono le uniche due, sono delle regular season. E con Calvisano. Certamente sì, Calvisano, però insomma quella era già un altro tipo di partita. Strascichi ne ha lasciato secondo te questo match? Ma speriamo positivi più che negativi, nel senso che abbiamo capito che abbiamo sbagliato, abbiamo analizzato la partita, abbiamo avuto 2 settimane per analizzarla, quindi abbiamo imparato, sappiamo dove migliorare, cosa dobbiamo fare meglio, soprattutto quali punti del gioco dobbiamo migliorare e come affrontare certe situazioni quando magari andiamo in difficoltà per episodi sfavorevoli a noi, quindi impariamo dai nostri errori, diciamo. Ecco, nel pre-Petrarca con i tuoi colleghi e compagni mi hanno parlato più volte che squadra avresti voluto, avresti preferito in semifinale, insomma ognuno diceva la propria. Calvisano è il cliente peggiore o migliore che potessimo trovare? Ma ti dico, non c'è né peggiore né migliore, perché sappiamo che i semifinali devi vincerle tutte e due per andare in finale, quindi non dimentichiamoci che Mogliano 4 anni fa ha vinto lo scudetto da quarta, l'anno scorso siamo arrivati terzi, siamo andati in semifinale, siamo andati in finale battendo 2 volte Padova, la prima in casa, quindi non cambia più di tanto, sia Calvisano che Padova, una la incontri adesso e una la incontri eventualmente in finale, quindi c'è poco da fare, c'è da giocare, da vincere tutte le partite possibili. Presidente Folchini, detta come va detta, uno sponsor come vive il pre-partita? Con ansia, terribile. Soprattutto quando lo sponsor è personificato da una persona come me che è tifosa da sempre di Rugby Rovigo. L'ho già detto l'anno scorso, ma mi piace ripeterlo, che andavo allo stadio, avevo 12-13 anni, mia mamma mi rimproverava sempre, però io ero una tifosa accanita e amavo già allora guardare le partite. Per cui magari oggi frequento meno lo stadio perché ho un bambino piccolo, per cui nella parte invernale è più difficile, però mi piace molto andare a vedere le partite, seguo e chiaramente soffro. E noi sappiamo, è pacifico. Noi sappiamo tra l'altro che uno degli idoli di suo figlio è proprio Matteo, no? Uno degli idoli di mio figlio è proprio Matteo, perché si chiama Matteo, ma perché c'è stato un po' di un feeling, perché si sono conosciuti. Matteo
ha una propensione verso i bambini, è sempre molto gentile, disponibile, molto educato, ha delle qualità umane, non solo sportive, come tanti di loro, come tutti, e quindi è rimasto molto colpito dall'atteggiamento di Matteo, perché in questa disponibilità con i bambini sono molto diretti e molto intuitivi, per cui ha capito la disponibilità e ha apprezzato, e per cui veramente Matteo è il suo idolo. Anche perché poi, insomma, ragionando sulle dimensioni fisiche, ti vedi un omone rivale del gentile educato, è ancora più bello e sorprendente. Allora, Matteo, tu parlavi diciamo, degli errori fatti a Padova, su cui avete lavorato in queste settimane, in cui ovviamente avete sviluppato il vostro approccio, insomma, al match. Vi siete allenati presto, intorno alle 15 se non sbaglio, no? Quindi anche per testare un po' il caldo alla vostra resistenza? Sì, sono condizioni climatiche che non abbiamo mai affrontato durante la stagione, ci ritroviamo adesso con 30 gradi sotto il sole, quindi ci stiamo adattando un po' a queste temperature, ci stiamo allenando il pomeriggio anche per permettere ai ragazzi che vanno a scuola di venire a allenarsi, quindi di avere il gruppo più ampio possibile per poter allenare tutte le due fasi, l'attacco e la difesa, con una difesa reale, con un attacco reale, quindi poter, tra virgolette, simulare le vere azioni, ovviamente senza contatto, perché cerchiamo di avere meno infortunati possibili, quindi il contatto lo evitiamo, però più siamo meglio è. Ecco, quanto è diversa questa semifinale a livello proprio di approccio, di aspettative rispetto a quelle che hai vissuto nella tua carriera? Ragionando che, insomma, da quando hai cominciato in prima squadra, forse a parte il primo anno quando hai fatto l'esordio, no, era in semifinale. No, quell'anno siamo andati in semifinale, esatto. Sì, con Calvisano, l'anno dopo no. Dopo. Ma non è più di tanto diversa, perché ti dicevo prima, le squadre che incontri più o meno sono sempre quelle, chi prima chi dopo. Certo, Calvisano eravamo abituati a trovarla in finale, in partita secca, e andata e ritorno ci sono da fare dei calcoli, perché comunque devi calcolare differenza punti, mete segnate, trasformazioni, mete subite, punti in classifica. Quindi sarà da giocare al meglio in casa, da prendere il divario maggiore possibile nella partita in casa, e poi andare a Calvisano comunque a giocarcela per vincere, tenendo conto comunque che bisogna pensare anche a differenza punti, a mete segnate, non segnate, trasformate, eccetera, eccetera. Hai 160 minuti quindi. Ecco, Cristina, l'aspetto umano, sociale, no, di queste semifinali, insomma, viene sempre parallelamente alla primavera. Probabilmente è il periodo più bello, no, che Rovigo può vivere durante l'anno, o sbaglio? Ma sicuramente la primavera apre una serie di sentimenti, di positività. Dopodiché, sinceramente, posso dire che l'aspetto sociale ed umano che è rappresentata dai nostri ragazzi è sempre presente, cioè è una costante che non ha una stagione, non ha un'età, è una loro caratteristica, ed è veramente, devo dire, che vi apprezzo molto, perché in più occasioni collaboriamo e ci troviamo nelle scuole, ma piuttosto che in iniziative che riguardano la pediatria, dove abbiamo sensibilità comuni, ed ho notato ed apprezzato queste loro caratteristiche, perché è troppo facile essere bravi nello sport. La cosa importante secondo me oggi è essere un esempio, non solo perché sei un bravo sportivo, ma perché sei una bella persona, e proprio perché sei un campione dello sport puoi essere testimone, testimonial di una serie di altri valori che sono fondamentali per creare anche uno sportivo eccezionale, secondo me. Quindi le caratteristiche umane devono coniugarsi alle abilità sportive che una persona fortunatamente riesce ad avere, e loro le hanno e lo dimostrano costantemente. Il fatto che voi sosteniate molte attività sportive però rappresenta il fatto che mediamente chi fa sport, anche per un fatto di sacrificio, di abnegazione e tutto il resto, abbia quelle qualità che cercate, immagino. Sicuramente chi fa sport ha un'attitudine al sacrificio, alla dedizione, alla costanza, che sono tutte caratteristiche che premiano nella vita, perché premiano in qualsiasi tipo di attività che tu vada ad affrontare. Può essere lo studio, ma può essere il lavoro,
come tante altre, quindi sono abilità che vengono sicuramente affinate con lo sport, questo è un dato di fatto. Noi sosteniamo tantissime attività sportive perché crescere con lo sport vuol dire fare una vita sana, vuol dire crescere figli sani e vuol dire avere famiglie positive e non problematiche, quindi è un benessere sociale che si diffonde. Questa è una delle mission aziendali di SM7, che ci tengo molto a sottolineare quale valore di questa azienda e quale volontà di questo consiglio di amministrazione e proprio di tutta la struttura a sostenere appunto attività e collaborazioni positive e sinergiche per il territorio che hanno come fulcro comunque la famiglia, perché il nostro primo cliente è la famiglia, ma non cliente solo perché compra da noi energia o gas, ma anche come possibilità di curare un rapporto con la famiglia che si espliciti anche in tutti i contributi che noi diamo, ma per lo sport, piuttosto che per il sociale, piuttosto che per la sicurezza, con l'ultima iniziativa che abbiamo fatto bellissima per la questura di Rovigo, che ha consentito di avere una misura di sicurezza importantissima per il territorio, e quindi è un ritorno che parte, se vogliamo, dall'attività sportiva, ma che fa tutto un giro per poi comunque ritornare a favore e a vantaggio della famiglia. E questo, secondo me, è il punto fondamentale che fa sì che SM7 continui a crescere veramente in una maniera, oserei dire, stupefacente per il tipo di mercato in cui si trova. Ecco, visto che si parlava di famiglia, insomma, in questi periodi si parla molto spesso anche di famiglia rosso-blu, per cui continuiamo a parlare di rugby, anzi andiamo a vedere quanto è successo al plebiscito per poi rientrare e addentrarci sempre di più in questa gara 1 di semifinale. Stadio Plebiscito Padova, derby numero 162 del massimo campionato italiano di rugby, Petrarca Padova, Femici Z, Rugby Rovigo Delta. Benvenuto Antonio. Ciao Andrea, buon pomeriggio, buon rugby a tutti. È una completa per quanto riguarda la Femici Z, Rugby Rovigo Delta. Non si oppone Petrarca, De Marchi, c'è lo spostamento dell'angolo di spinta, la molla del Rovigo non fa molta strada, messa giù in maniera regolare da parte della difesa patavina, e subito la salita di Trotta su Samuele Ortiz, uno dei ball carrier della formazione rodigina. Edo Lubian abbassa la testa, va alla collisione, deve tirarsi fuori il petarchino dal punto di incontro, troppo tardi, eccolo qua fischiato da Tomò, calci punizioni in favore della Femici Z Rugby Rovigo Delta quando sono passati pochissimi minuti dall'inizio del match. Sfida, non manca l'occasione, Leo Mantelli, Rovigo avanti, eccolo qua, forse va fuori, in realtà no, è buono su Mantelli. È molto buono. La corsa di Mantelli, reverse pass, adesso può correre David, può muoverla questo Vale, bravo, adesso deve andare Rovigo con Giovanni Kerk, con Variona, prova lui nel traffico, forse placcaggio alto, tutto buono, no, placcaggio alto, visto perfettamente, no, è placcaggio alto. Perché il giudice del Gini l'aveva già chiamato prima. Sì, assolutamente d'accordo con te Andrea. Per cui grande scelta, nel frattempo Leo Mantelli, sentiamo la tribuna cosa dice. Sulle bandierine, 6-0 Rovigo. Per aggiudicarsi l'ultimo slot per la semifinale, nel frattempo Fadalti. Semplice, facile, e invece la sbaglia. Non ci poteva essere invito migliore ovviamente. Nicolò Fadalti dalla piazzola. Oh. Incredibile. Non contesta Rovigo, attenzione per Cannone, un no look per Cannone. Beh, Rovigo aveva scelto di non saltare, di aspettare a terra per contestare il drive. Bel ritmo però, attenzione qua. Poi c'è stata la sorpresa a Cannone, adesso una serie di prendi, stanno cercando di fare in modo che insomma il pallone vada oltre la linea di meta. E qua il Petrarca è pericolosissimo, attenzione, meta del Petrarca. Ai termini della segnatura. Fadalti stavolta la mette, chiude in vantaggio il Petrarca, il primo tempo per 7-6, importante all'interno del match. Sì, allora nei primi minuti appunto dove Nicolò Fadalti scorre 10-6 Petrarca, non esce dal piede di sua questo open under, la presa è di Boggiani, ricordando quelle che sono le sue storicità cestistiche. Vantaggio Rovigo che gioca questo Vale, Lubian prova uscita frontale, messo giù dall'Amaro, ancora Rovigo, Mantelli su Ragusi, c'è lo scontro con Jordan Davis, si ritorna al punto precedente.
punto di vista difensivo, e Geroso ovviamente potrebbe andare a... Mantelli la mette, 10-9. E La presa di Trotta, è Nostranco il pallone che adesso la cede a Roberto Santamaria, anche Micheletto a cercare l'avanzamento con il drive, primo stop, difende bene Rovigo qui. Gli ha detto usa la testa, gli ha detto. Il Petrarca, attenzione, allarga, fa male Lamaro, la meta del Petrarca Padova. Antonio Rizzi larga, sua, Rizzi la gioca per Riera, allarga per Simone Rossi, meta in prima fase per il Petrarca. Meta in prima fase del Petrarca e dovrebbe esserci un minuto per la trasformazione. Rizzi se ne prese probabilmente qualcuno in più. Sono in due, la devono giostrare. Appena under di Mantelli, troppo up e poco profondo. In tre del Petrarca, prende la palla e Trotta fa strada. Transagonistica, Lamaro pronto per la terza meta personale. Si prova Ortiz a recuperarlo. bello da match a questo punto. Antonio Rizzi alla trasformazione. E quando tutto va bene, ricordiamo che Rovigo gioca con un uomo in più per il giallo a Micheletto. Cede la prima linea, adesso Rovigo con Odiete, non è riuscito a muoverla l'estremo rosso-blu. Porta chiusa anche per Ortiz. Tenuto, chiude in bellezza il Petrarca. Finisce il match probabilmente. L'arbitro dice che è ancora tutto buono, per cui forse si è fermato l'orologio perché... Via. Ah no, adesso... Finito il derby, vinto meritatamente da un Petrarca spumeggiante e determinato. Bentornati in studio, seconda parte di Rugby House, parliamo di rugby, di aspetti tecnici di questa gara 1 di semifinale contro Calvisano. Matteo, quale sarà la chiave secondo te di questo match? La chiave sarà commettere meno errori possibili, essere disciplinati il più possibile e giocarcela. Sappiamo che lì davanti sarà comunque il fulcro del gioco sia dalla nostra parte che dalla loro, e poi sulle tutte le fasi di gioco prestare la massima attenzione e commettere meno errori possibili. Ecco, se parliamo dell'andata in regular season, loro erano stati con l'amaro in bocca, la meta di Guido Barione, una casa preso come immagine di comunicazione di questa gara 1 di semifinale. Quando siamo andati in Coppa a Calvisano volevano rifarsi. C'è la sensazione che nella sconfitta che noi abbiamo avuto a Calvisano loro abbiano qualche sicurezza in meno. Sembrano meno arrabbiati, ma abbiamo tolto qualche sicurezza loro. Sì, sicuramente, perché a casa loro noi abbiamo sempre faticato, tranne un anno che abbiamo vinto all'ultimo con un calcio di Stefan, ma a casa loro abbiamo sempre fatto un po' fatica per il tipo di ambiente, per lo stadio, campo diverso dal nostro. Questa volta invece siamo andati là con un atteggiamento molto combattivo, li abbiamo messi sotto proprio sull'atteggiamento e diciamo che loro hanno iniziato ad avere un po' paura, tanto è vero che la partita è finita con un divario di 2 punti, con vari episodi che non siamo riusciti a sfruttare al meglio, se no forse potevamo anche portarla a casa. E mi ricordo che finita quella partita la prima cosa che ci siamo detti, e oltre ovviamente a essere dispiaciuti per il risultato, eravamo contenti per l'atteggiamento che avevamo avuto e perché sapevamo che loro, diciamo, se l'erano fatta sotto, perché comunque in casa loro erano molto sicuri, molto arroganti, molto presuntuosi, ma quella volta per un pelo l'hanno portata a casa. Ecco, tra l'altro io ho ben chiaro l'immagine di Morelli che esce sconfortato dopo la sesta, settima mischia, non ricordo nemmeno quante fossero, e anche le affermazioni di questo pre-match, riportiamo alla finale Calvisano, siamo sicuri, questa sicurezza ostentata probabilmente cela
questa mancanza di sicurezza totale, no? Sì, sì, beh, può essere, io non leggo tanti giornali, però qualcosa lo leggo e... Che conviene, Rovigo, non sì, sì, sempre meglio non leggerli. No, loro sì, stanno attaccando un po' sui giornali, diciamo, stanno facendo il classico gioco psicologico perché vengono a giocare a Rovigo, sanno che ambiente ci sarà a Rovigo, sanno quanta gente ci sarà a Rovigo e quindi iniziano già a giocarla un po' sull'aspetto mentale. Noi sappiamo ovviamente che non possiamo cadere in questi tranelli, noi dobbiamo pensare a noi stessi, a fare la nostra partita e dopo si vedrà dal lunedì cosa ci porterà a Calvisano. Ecco, Presidente Folchini, ora, partite di questo tipo sono dei viatici, no? Tante volte, per cui anche nel mondo del lavoro capita di dover prendere delle scelte. Com'è? Cioè, c'è un grosso parallelo fra queste scelte sportive, di questo pre-match da un meeting importante. Come viene vissuta? Come viene vissuta da noi come sponsor? No, dico a livello proprio aziendale, perché è bello parlare di sport, ma voi siete uno sponsor che sostiene Rugby Rovigo, ma tante volte capita di avere lo stesso appuntamento importante, perché c'è una fase di preparazione, siamo pronti, non siamo pronti, cosa faremo? Io credo che il segreto sia sempre, per qualsiasi tipo di evento, andare preparati e con la coscienza a posto. Cosa voglio dire? Che bisogna prepararsi, allenarsi, essere consapevoli di avere dato il meglio, e una volta fatto quello sei più che a posto con tutti. Quindi concordo con Matteo, non bisogna farsi condizionare, anch'io non leggerei i giornali. Ti posso dire che per scelta molte volte non li leggo, alle volte subisco critiche non sui giornali ma magari per motivi che nulla c'entrano con l'attività di varia natura, e la gente mi domanda: ma non te la prendi? Io no, perché sono a posto. Cosa voglio dire? Che il segreto del successo è sempre dentro di noi, è la nostra forza morale e quindi quando tu sai di avere dato il meglio devi essere assolutamente tranquillo e sereno. Io tutti gli impegni della mia vita li affronto così. Il fatto che entrambi siate molto esposti, insomma, parliamo di una delle aziende più importanti a Rovigo, del capitano Rugby Rovigo, il fatto che non leggiate i giornali, insomma, è un bel indice di cercare di isolarsi il più possibile, no? Non ho detto che non leggo i giornali, alle volte capita che per scelta decido di non leggere, magari li leggo dopo 2 o 3 giorni, ma è una precisa scelta perché non voglio farmi influenzare. Certamente. Okay. Dopo è chiaro che devi essere sempre aggiornato, per cui lo devi fare. Però ripeto e ribadisco che quando si fanno scelte, soprattutto in un ruolo, parlo adesso del mio ruolo come presidente di una società in cui ci sono tantissimi aspetti molto belli, ma c'è per quanto mi riguarda un grandissimo senso di responsabilità, che è quello di governare un'azienda che non è mia, ma è di questo territorio, non è del nostro CDA, non è di nessuno, ma è di tutti gli utenti che sono là fuori. Tu devi agire sempre pensando a quello che vorrebbero loro che sono là e che ti consentono a te di esercitare una determinata linea amministrativa, per cui sono loro che ti danno la risposta. La risposta l'ha data il nostro bilancio, che si è chiuso con 1.936.000 euro di utile, crescita spaventosa nel settore dell'energia, crescita nel settore gas. Li abbiamo sbaraccati tutti e questa è la risposta. Tutto il resto io la chiamo, tra virgolette, aria fritta. Chiudo le virgolette. Parla di una responsabilità la Presidente nei confronti ovviamente dei clienti e di tutto quello che gira attorno al SM7. La responsabilità vostra, quella che comunemente viene definita pressione, no? È qualcosa che comunque c'è, è inutile da dire. Beh, penso che ci sia in tutti gli sport, a tutti i livelli, dove chi più, chi meno, in base alla serie dove si gioca, ma la responsabilità sappiamo che ce l'abbiamo sia per i tifosi che per gli sponsor, che per il presidente, la società, per noi stessi. È qualcosa che tra virgolette fa anche piacere avere, perché comunque giochi per qualcuno, giochi con qualcuno, perché se dovessimo giocare nel campetto dietro casa da soli non sarebbe più così divertente. Quindi sappiamo che abbiamo questa responsabilità e ci fa piacere, e senza di loro noi non potremmo lavorare così bene come stiamo facendo in questi ultimi anni.
E a proposito di pressione, ricordo le chiacchiere fatte con Simone Ragusi al termine del derby dell'ultima giornata di regular season, a cui ho chiesto a Simone, eravate un po' contratti, no? Il Petrarca nei primi 20 minuti non ha giocato molto bene, ho detto, sai Andrea, alla fine io e pochi altri che magari abbiamo giocato a Rovigo, abbiamo giocato in Celtic, eravamo abituati a un certo pubblico, gli altri no. Per cui il fatto che comunque sta gente venga a Rovigo, ovviamente c'è l'aspetto pubblico, l'aspetto della tifoseria che mette pressione più a loro che a noi. Noi fondamentalmente siamo abituati a questo. Sì, noi siamo abituati in questi ultimi anni. Rovigo ha sempre risposto a quasi tutte le partite, soprattutto poi quando viene fuori la bella stagione e si giocano i playoff, quindi noi siamo tra virgolette abituati. Alcuni ragazzi che magari vengono da squadre che non giocano i playoff o da realtà minori non ancora, però giocare con tanto pubblico fa sempre piacere, c'è poco da fare. Quando entri in campo che ci sono 3 tribune o 4 tribune come nella finale tutte piene, in casa tua è da brividi, da pelle d'oca, e non può far altro che caricarti e darti uno stimolo in più. Lo è per noi dalle tribune, quindi immaginiamo da loro. Assolutamente, penso che sia veramente una grandissima e bellissima emozione. E poi c'è la cosa bella, il messaggio che tante volte non passa, ma sarebbe bello passasse sempre di più, anche il fatto che sia la SM Set Day, è che una partita è importante, ma è un concetto di festa, un concetto di giornate insieme, di condivisione, e questo dovrebbe essere il punto più focale, no? Di fare un'attività. Certo, infatti noi adesso per questa giornata abbiamo organizzato degli eventi, insomma, servono a pubblicizzare, ma soprattutto servono a creare una sinergia positiva, una sorta di grande famiglia, perché poi in realtà lo siamo veramente, perché tutti coloro che stanno attorno a voi a sostenervi sono una grande famiglia, perché c'è collaborazione, perché comunque c'è lo scambio delle idee, perché positività porta positività, e rimane sempre vero che da soli si fa, ma quando si è insieme si fa molto molto di più. E si va lontano. Gli sforzi portano risultati grandi quando si lavora insieme. Assolutamente. Allora, facciamo una cosa, andiamo a sentire le news che arrivano dalle altre squadre coinvolte nelle semifinali 2017-2018, poi rientriamo per l'ultima parte di Rugby House, in cui andremo anche a capire quali che sono le domande dei tifosi per Matteo Ferro. Sono divertenti, ve lo dico. La prima semifinale di questo campionato di eccellenza vedrà ritornare in auge una sfida che per un paio di decenni ha caratterizzato la palla ovale nostrana, decidendo di frequente la direzione dello scudetto. Petrarca Fiamme Oro fa subito tornare alla mente quei 20 anni di derby tutti padovani, che si giocavano al vecchio Trepini, roccaforte dei tuttoneri cresciuti tra i gesuiti dell'Antonianum, e allo stadio Colbacchini, tempio patavino dell'atletica, dove disputavano i loro incontri casalinghi i poliziotti in maglia cremisi, la cui avventura sportiva iniziò a metà anni 50 all'ombra del Santo. Oggi è cambiato quasi tutto. Le Fiamme Oro sono di stanza a Roma e attendono nel loro fortino di Ponte Galeria la visita del Petrarca, che ha chiuso in testa la stagione regolare. Nella caserma dei poliziotti si giocherà sul sintetico, sabato 29 aprile, agli ordini dell'arbitro Blessano di Treviso, assistito da Trentin di Lecco e Vedovelli di Sondrio, con Passacantando di Pescara a fare da TMO. Per la squadra di Guidi arrivare ai playoff non era affatto scontato, visto il campionato di rincorsa a cui sono stati costretti i romani dopo una partenza costellata di imprevisti e figuracce. Al contrario, hanno chiuso fortissimo, battendo in trasferta le dirette concorrenti Viadana e San Donà e strappando il pass battendo nettamente la Lazio nel derby capitolino. E adesso che sono in ballo, sicuramente vorranno ballare, anche perché i solisti e virtuosi non mancano in rosa, tra cui figurano gli ex Zago e Jacob, trattori di prima linea, in una mischia di gran qualità, tra cui spiccano il nazionale Licata e l'ex gladiatore azzurro Favaro. Per il Petrarca, d'altra parte, che ha vinto la sfida con Rovigo e Calvisano per la prima piazza, adesso cambia il ruolo. Sono i tuttoneri patavini a dover indossare le vesti della favorita. La squadra di Marcato e Allori ha espresso probabilmente il miglior rugby dell'eccellenza ed ha nella sua linea arretrata l'arma in più capace di scardinare qualsiasi difesa. Prima però dovrà vincere la pressione della sfida e la resistenza di avversari che, seppur meno quotati, sono abituati a far soffrire le grandi e in un ottimo momento di forma.
Ci siamo. Sabato alle 16 iniziano i playoff e alla caserma Gelsomini arriva il Petrarca di Marcato. Davvero una sfida impegnativa per gli uomini di Guidi che sono riusciti a conquistare nelle ultime giornate il quarto posto. L'allenatore delle Fiamme Oro si è detto comunque soddisfatto per quello che era l'obiettivo stagionale, ossia arrivare nei 4 posti, ma si è anche detto fiducioso che la squadra della Polizia di Stato può giocarsi questa partita alla pari contro il Petrarca. La squadra probabilmente più in forma di questo campionato, che è stata in grado di giocare le partite sempre al meglio, sia attraverso il gioco di squadra sia attraverso l'espressione dei singoli. Davvero una dura prova per i cremisi, che saranno però accompagnati dal pubblico della caserma Gelsomini, che sicuramente risponderà al meglio alla chiamata alle armi per questa prima gara dei playoff. È il remake delle ultime 4 finali, ma questa volta Calvisano e Rovigo si ritroveranno nuovamente di fronte in semifinale. Una doppia sfida che si preannuncia infuocata, che darà accesso all'atto conclusivo del campionato nazionale 2017-2018. È solo una semifinale? No, non è mai una partita come le altre, perché queste due squadre hanno saputo monopolizzare e hanno dominato le ultime 4 stagioni di eccellenza. L'ultima giornata di stagione regolare ha sancito quest'anno il primo posto in classifica del Petrarca, seguita proprio dalla squadra di coach Brunello, che avrà pertanto il vantaggio del fattore campo, con andata in un Battaglini che si preannuncia infuocato e ritorno davanti al pubblico amico del Pata Stadium. Nel corso della stagione regolare le due sfide si sono concluse con minimo risultato: 23-20 per Rovigo il 19 novembre e 25-23 a Calvisano il 24 marzo. Le due squadre hanno concluso il campionato con appena 3 punti di distacco. Fare pronostici è quindi impossibile. Sicuramente sarà una semifinale molto combattuta, molto fisica e dall'altissimo valore tecnico. Allora Matteo voleva sapere domande in maniera preventiva, ho detto di no, perché non abbiamo mai fatto, perché non possiamo. Andiamo diretti con le domande, dai. Allora, un giocatore di Rovigo che adesso è a Treviso da un paio d'anni, si chiama Bibi Quaglio, che salutiamo. Bellissimo amico. Chiede, come ci si sente ad essere il CR7 di Rovigo? Vorremmo anche sapere se sei fidanzato. No, non sono fidanzato, CR7 non lo sono perché non guadagno tutti i soldi che guadagna lui, non faccio gol in rovesciata alla Juventus e non faccio gol al 90esimo alla Juventus e la butto fuori dalla Champions League, quindi non sono CR7. Poi, ciao Matteo, vorrei sapere come vanno gli studi con Bassotto e Bello Capello Filippo. Ciao Claudio, innanzitutto. Okay. No, vanno bene gli studi con mio amico Riccardo Loro e Filippo Cadorini, che abbiamo questo gruppo di studio che ci troviamo per passare gli esami tutti insieme. E come va? Bene, bene, grazie, molto bene. Adesso insomma, Edo che sei laureato, perché sì, tra qualche anno festeggerò, spero di festeggiare anch'io. E poi Cadorini fa la stessa domanda che ha fatto Bibi sul tuo aspetto sentimentale, abbiamo già risposto, però aggiunge: non è il caso di comprarti un caschetto dato che hai la testa ricoperta di punti di sutura? Devo dire che ultimamente il dottore si diverte a cucirmi prima il sopracciglio, poi la testa dietro, quindi spero sia finita per quest'anno e vedremo l'anno prossimo. Certo, a me piace mettere la testa in mezzo alla rack, quindi so i rischi che corro e delle volte porto a casa dei palloni per la squadra, delle volte porto a casa dei punti per me, quindi che potrebbero essere anche punti per la squadra, però, insomma. Speriamo che siano i punti che ci serviranno per far vincere o per andare in finale. Comunque per chi non ha mai giocato a rugby è incredibile vedere loro come riescono comunque a sacrificarsi, a mettere veramente la testa dove gli altri non metterebbero altre cose. È impressionante, no? Impressionante è il rumore che fate quando vi scontrate, che è sempre una cosa un po' ansiogena per chi sta lì e sente: oh mamma, si sono ammazzati, dopo per fortuna si rialzano. Però devo farti una richiesta da parte del mio Matteo: non cadere, perché l'ultima volta che ti ha visto cadere era preoccupatissimo, quindi se cadi tirati su subito perché ci sarà anche lui a vedere la partita, quindi speriamo vada tutto liscio. Vabbè, sì, ci contiamo. A Padova è stato a terra un po', poi insomma ti sei sono stato poco dopo, quindi ho continuato a giocare, quindi non c'è nessun problema. Comunque il live motive di questi ultimi mesi con te, perché botte in testa ne hai prese veramente. Vedo che non peggioro, non miglioro, quindi. E passi gli esami. E passo gli esami, quindi diciamo che va bene così. Potrebbe essere quello il segreto. Potrebbe essere quello il segreto. Allora, dicevamo domenica ore 17, gara 1 di semifinale, Stadio Mario Battaglini con Calvisano, un match insomma che negli ultimi 4 anni
voluto dire finale scudetto, quest'anno sarà semifinale, l'altra semifinale sarà Fiamme Oro Petrarca, un'altra semifinale dal risultato dubbio, incerto, mai come quest'anno le 4 semifinaliste hanno più o meno le stesse percentuali di poter arrivare al titolo. Presidente Folchini, quanto sarebbe bello ricucirselo addosso? Bellissimo. Di più. Bellissimo. Quel 2016... Non possiamo parlare troppo di questo, No. perché per una questione scaramantica dobbiamo sempre avere le dita incrociate, giusto? Io parlo di ricucirsi addosso i punti al posto di Matteo in questo caso. Che sarebbe... No, Matteo, c'è una consapevolezza un po' diversa da parte vostra, nel senso che dopo anni di esperienza, di semifinali, di finali, è ovvio che il fattore proprio confidenza, esperienza, in gare come queste gioca un ruolo veramente importante. Sì, sicuramente giocare tante partite di questo tipo, di questo livello aiuta, non solo nel nostro sport, in tutti gli sport, giocare ad alto livello, e certe partite che contano aiuta, quindi sappiamo come dobbiamo approcciarla, sappiamo che dobbiamo sbagliare il meno possibile e niente, poi vedremo come andrà. L'unica cosa è che sono convinto che usciremo comunque a campo a testa alta e che daremo in campo tutto quanto, dal primo all'ultimo giocatore che entrerà in campo, quindi su questo non c'è nessun dubbio che daremo tutto quanto per noi, per la società, per la città, per la maglia, per tutti quanti quelli che verranno a vederci. E in maniera molto semplice quello che un tifoso chiede, e penso che anche uno sponsor chiede, che la società chieda, che loro diano il massimo, come si diceva prima, e rappresentino al top quelle che sono la cultura e la tradizione in questa città. Ma lo fanno già, posso dire semplicemente che quello che noi chiediamo è già rappresentato, è già presente nel loro modo di presentarsi, di essere sempre corretti, veramente come si presentano. Quindi per quanto riguarda SM7, che è appunto sponsor di maglia, main sponsor di maglia, noi siamo assolutamente, insomma, soddisfatti. Chiaramente quello che vorremmo vedere, che vedremo domenica, sarà lo stadio rossoblu, perché comunque rimane una cosa, che per noi siete assolutamente i nostri campioni, perché quando vediamo il nostro stadio rossoblu, o qui o fuori di qui, non ce n'è per nessuno. no, non ce n'è per nessuno. Ma se il presidente Folchini giocasse a rugby, che ruolo avrebbe? Non penso che potrei giocare a rugby. Ma no, come tipo di... Come ruolo sarei... un mediano d'apertura, un regista? Sicuramente non in mischia, perché mi ucciderebbero. Quindi qualsiasi altro ruolo collaterale. Forse potrei correre un po' veloce. Ecco, quindi un 3/4 ala. Ecco. O estremo magari, da comandare dalla dietro. Potrebbe essere, poi si inserisce al momento giusto, va a concludere quello che è il lavoro degli altri. Potrebbe essere, questa è una domanda a trabocchetto, devo ammettere, però. Non insomma... comunque qualcosa di scontro, perché mi spaccherai tutte le ossa. Ok, ma cioè, l'approccio lavorativo è scontro o è sempre, nel senso, è un decision making, oppure si trova sempre la via per comunicare? L'approccio lavorativo è di estrema determinazione, ma la determinazione in questo caso non si raggiunge mai con lo scontro diretto. Lo scontro diretto porta solo rotture, invece bisogna essere determinati ma convincere. Quindi tecnicamente non cerchiamo contatto, andiamo sugli spazi. Perché se raggiungi un obiettivo avendo convinto chi ti sta di fronte, lo raggiungi 2 volte, lo raggiungi per te ma anche per lui. Se invece lo imponi è già invece ridotto della metà. Quindi... concetto di leadership, insomma. Però è così in effetti. No, certo, assolutamente. No, su questo sono pienamente convinto. Si parlava dell'afflusso del pubblico allo stadio, ovvio che potrebbe anche essere l'ultima partita al Battaglini per questa stagione, passiamo sempre giornate piene di freddo sugli spalti, è il momento di esserci copiosi, soprattutto pieni di entusiasmo, con tanta voglia di festeggiare. Il fatto che poi non si giochi più al Battaglini non vuol dire che non si vada in finale, perché se noi andassimo al prossimo turno e anche il Petrarca riuscisse a battere Fiamme Oro, la finale sarebbe al plebiscito. Se noi invece, continuando a passare il turno contro Calvisano, dovessimo affrontare il Fiamme Oro, ecco che lì il Battaglini sarebbe teatro della finale scudetto. Finale scudetto, ammesso che ci si vada, Matteo, meglio qua o meglio là?
Ti direi meglio qua perché in casa è sempre bello giocarla, però non nego che andare là e chiudere quel cerchio che si è aperto nel 2011 potrebbe essere una bella soddisfazione, quindi sono sicuro che comunque sia qua che là il pubblico di Rovigo ci sarà, come c'è stato l'anno scorso a Calvisano, quindi non è questo. Siamo sempre in maggioranza di noi di Rovigo, quindi in casa fa un certo effetto, fuori casa un altro, però siamo consapevoli che il pubblico ci segue sempre. Ecco, in azienda quanto si parla di rugby? La macchinetta del caffè? Se ne parla abbastanza, sicuramente. E quali sono le discussioni? Cioè, di cosa si parla? Le discussioni sono sempre ce la faremo, vinceremo, con chi giochiamo, quelle certo. Di tutti. Beh, insomma, è anche, quelle di tutti. Cioè, questo fa capire quanto sia veramente dentro il tessuto questo sport. Ma di rugby se ne parla dappertutto, sempre. Non solo dentro qui la nostra azienda perché abbiamo un legame diretto, ecco, ma se ne parla ovunque, dovunque. È uno sport che è, come dire, conosciuto da tutti, da grandi, dai piccoli, è amato da tutti, è uno sport sano, è uno sport anche dove c'è quella, secondo me, poca competitività, anche che invece è tipica di altri sport, è molto sano, per cui coinvolge tutti, è una cosa che interessa tutti. E oltre a parlarne come sportivi, come tifosi, il fatto che SM7 sia uno dei main sponsor della Rugby Rovigo Delta, a cascata ha un'influenza anche sui dipendenti, collaboratori, colleghi, cioè a livello di management sono delle scelte fatte, perché sono delle vision da portare avanti, sono delle linee, ok. Il fatto che anche insomma, un nuovo lavoratore o comunque insomma, uno del personale dica la mia azienda è sponsor da Rugby Rovigo, crea probabilmente un po' di orgoglio. Crea orgoglio, certamente, è una cosa che è considerata da tutti i nostri dipendenti, molti di loro vengono a vedere le partite, noi abbiamo la fortuna di avere queste tessere aziendali, vengono messe a disposizione loro e quindi sono amanti di questo sport, ma comunque ripeto è un valore radicato nel territorio per cui a prescindere anche da questo è sentito. Dopo sicuramente c'è un motivo di orgoglio che è, voglio dire, connaturato al posto dove lavori per il tipo di collaborazioni che ci sono, questo sicuramente. Beh, questo è comunque è bellissimo pensarlo, insomma, che sia questo senso di appartenenza sia con la propria azienda sia col proprio club, proprio crea un tutt'uno splendido. Matteo, allora siamo agli sgocci di questa trasmissione, è ovvio che insomma manca pochissimo alla semifinale. Tu ritorni ufficialmente capitano? Sì. Bene. Per questa partita sì. Ecco, insomma, a me viene in mente il DVD dello scudetto che abbiamo fatto, viene in mente il post, quando abbiamo parlato molto insieme, tu parlavi di un cerchio che si chiude dal 2011 per quanto riguarda la finale persa col Petrarca, penso che personalmente si possa chiudere un altro cerchio per te personalmente. Ora me lo auguro, ma ti dico, io scendo in campo non per me stesso ma per i miei compagni, per la squadra, per la società, quindi spero di festeggiare prima per tutti loro e poi togliermi qualche soddisfazione per me stesso, comunque sia, prima festeggerò con i miei compagni, con i tifosi, con la città e tutto quanto. Presidente Folchini, domenica a che ora arriviamo allo stadio? Alle 5. Ah, giusto, neanche un po' prima? Io arrivo sempre precisa come un orologio. Ah, ok. No. Giustamente, voi arrivate prima perché poi c'è la festa pre, la festa durante, la festa post. Speriamo che anche in campo sia una festa perché alla fine è importante anche quello. Domenica ore 17, mi raccomando, tutto il popolo rossoblu deve essere presente allo stadio Mario Battaglini per sostenere i bersaglieri in questa gara 1 di semifinale contro Calvisano. Anche lì qualche sassolino, insomma, nelle scarpe le abbiamo, per cui sarebbe giusto anche di tirare una linea e ricominciare, insomma, un nuovo percorso. Grazie mille Presidente Folchini dell'ospitalità, visto che siamo qui in casa vostra. Matteo, bocca al lupo, grazie. Grazie a voi, grazie Cristina. Noi ci vediamo domenica alle 17, anche qualche minuto prima, allo stadio Mario Battaglini. Forza Rovigo!